Forza Italia e Lega d'amore e d'accordo alle regionali venete. Marco Marin, coordinatore azzurro, e l'attuale governatore Luca Zaia annunciano la corazzata di centrodestra di cui fanno parte, oltre alle citate forze preeminenti, anche Lista Zaia, amministratori veneti per Zaia, Noi Veneto e Fratelli d'Italia. Fisco, turismo, lavoro, sicurezza, emergenza profughi, le priorità del programma definito articolato per fornire risposte chiare. Il Veneto è pronto per fronteggiare eventuali emergenze idrogeologiche? Nei territori dell'alluvione sì, è sicuramente in grado di assorbire un flusso d'acqua al pari del 2010 e avere una tenuta, però è altrettanto vero che mancano ancora quei 2 miliardi di euro che abbiamo chiesto al governo già nel 2010 e che nonostante le nostre richieste e i documenti che abbiamo mandato tutt'oggi non ci sono. Voglio ricordare comunque noi abbiamo realizzato 925 cantieri per l'alluvione e sono tutti visibili, quindi questo è il lavoro di 5 anni. Il tema dei profughi è chiaro, noi diciamo di no perché siamo persone coerenti, crediamo che la dignità e il rispetto della dignità umana sia altra cosa e soprattutto non siamo ipocriti. Non si possono portare i profughi in un territorio dove già 42.000 immigrati sono senza lavoro, dove non c'è lavoro per i veneti, dove non c'è modo di ospitarli, tant'è vero che le soluzioni sono le tendopoli e le caserme. Se qualcuno mi vuole far credere che questo è il rispetto della dignità, vuol dire che non siamo d'accordo. Tante novità. Beh, ci sono un po' di novità. Intanto c'è una cosa ferma, cioè che continua il buon governo di questi 5 anni con Forza Italia, con la Lega Nord e con Luca Zaia presidente. Se l'abbiamo voluta sui progetti, è un programma che verrà presentato nei prossimi giorni naturalmente, i nostri candidati lo sottoscriveranno, nella lista di Forza Italia ci sono anche molte novità naturalmente perché abbiamo fatto le liste competitive in un cocktail di esperienza, ci sono 4 dei consigli regionali uscenti, 4 vengono ricandidati e molti nomi nuovi sia tra gli amministratori che nella società civile.